Mi piace definire la nostra azienda come una bellissima storia d'amore che inizia con mio nonno, segue con mio padre e ad oggi segue con una terza generazione. Dopo la morte di mio padre nel 2013 ci assaliva un dubbio: o continuare a proseguire il gran lavoro che mio padre ci aveva lasciato, oppure abbassare semplicemente le serrande e far finire così questa bellissima storia. Ad oggi i compiti sono ben suddivisi: mio fratello si occupa della produzione dei coltelli, io mi occupo della parte amministrativa e comunicativa. La nostra inesperienza ci ha portato alla ricerca di una figura importante. Per questo ad oggi abbiamo Massimo Musai, che è un bravissimo coltellinaio e sicuramente è un grande supporto per noi.